programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Comincia questa nuova puntata di Cronache Trevigiane che farà rima con Super G. Il Super G, lo sapete, è un'associazione che riunisce i giovani imprenditori delle varie categorie e dei vari ordini professionali. Siamo con Pierantonio Biasotto, che è il presidente uscente di questo Super G, perché c'è uno statuto che io definisco speciale. Loro ogni anno cambiano presidenza e il vicepresidente automaticamente, senza campagne elettorali, senza elezioni, diventa presidente. Questo per fare vivere il ruolo e il coordinamento a tutte le varie categorie e a tutti i vari giovani. Ogni associazione di categoria presiederà il Super G per un anno e questa logica e questa alternanza ci consente di avere sempre linfa nuova, nuove iniziative da portare avanti nell'interesse dei giovani. Ecco, avete portato a Treviso davvero molta autorevolezza in fatto di previdenza, dal direttore della INPS regionale al presidente della Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti, a tanti professori, insomma. Cosa è emerso da questo convegno? Essendo cambiato il modo di calcolare le pensioni, noi dobbiamo in qualche modo cercare di pianificare la nostra previdenza. Ecco, Presidente Biasotto, e voi nel corso dell'anno, perché ricordiamo l'anno scorso l'assemblea era incentrata sul credito e i giovani, insomma avete messo in piedi davvero un progetto che di questi tempi è quasi unico. Avete lavorato con le BCC, con le banche di credito cooperativo, e tra qualche ora si presenterà che cosa? Oggi sappiamo quali sono i problemi della finanza, qual è la difficoltà di accesso al credito. Ebbene, il Super G martedì prossimo presenterà un bando con cui le banche di credito cooperativo finanzieranno 3 iniziative imprenditoriali e professionali di prestigio e daranno anche un contributo a fondo perduto, ma il finanziamento sarà di euro 30.000 per ciascuna iniziativa a condizioni veramente super agevolate. Soprattutto senza fideiussioni. Senza garanzie, sì, esattamente, quindi chiunque può partecipare, è aperto a tutti quanti, professionisti, imprenditori, chi ancora non lo è e lo vuole diventare, e possono aderire a questo progetto senza dover presentare nessuna garanzia. Le banche erogheranno questi 30.000 euro ai progetti più meritevoli, a 3 progetti più meritevoli. Un miracolo di questi tempi. Allora, grazie davvero al presidente del Super G. Nel corso della puntata conosceremo anche il presidente entrante. Ora ci guardiamo questo servizio di cronache trevigiane e poi i nostri microfoni, il direttore regionale di INPS, che ci dirà un po' come la pensa lui su questa riforma previdenziale. A tra poco. Simone Salvagnin costretto a rinunciare all'Ojos del Salado. Il 27enne non vedente, partito lo scorso 12 gennaio alla volta del Cile per scalare il vulcano più alto del mondo, l'Ojos del Salado appunto, è stato fermato da una violenta bufera di neve e ghiaccio che gli ha impedito di salire fino alla vetta. L'avventura di Simone Salvagnin tuttavia non finisce qui. Come abbiamo raccontato in una precedente puntata di Cronache Trevigiane, Simone percorrerà 2500 km in sella ad un tandem attraverso la Patagonia, portando con sé il messaggio della Carta ONU dei diritti dei disabili, documento di cui è portavoce ufficiale e che farà firmare dalle personalità politiche che incontrerà nel corso del viaggio. Un primo incontro intanto è andato in scena a Copiapó, nel nord del Cile, dove Simone ha avuto l'onore di conoscere il sindaco della città e uno dei 33 minatori rimasti intrappolati per 70 giorni in una miniera nell'estate del 2010. Io e i minatori cileni condividiamo una sfida che non abbiamo scelto, commenta Simone. Io con la mia malattia, loro con la trappola della miniera. E il messaggio in entrambi i casi è lo stesso: adelante, guardare avanti. La sfida di Simone non si ferma qui. Bisogna sempre riuscire a controllare gli entusiasmi e a capire che nel momento in cui hai benzina non vuol dire che tutto sta andando al massimo, vuol dire che in quel momento lì stai bene e che poi potrebbe mancare questa benzina. Però sì, sono contento, sono soddisfatto dei risultati anche degli allenamenti che ho fatto e sono soddisfatto di come sono riuscito a muovermi.
6.000 metri, per me è stata una cosa che non posso neanche descrivere. Ho pianto per più di un'ora scendendo, anche se stavo di un male che penso di non essere mai stato così male in vita mia finché scendevo, perché avevo tutti i sintomi del mal d'altura, della nausea, il mal di testa, le gambe non mi tenevano più. Poi quando tu rientri nella tua, diciamo, vita normale, tutto questo prende un senso che non esiste neanche più. La domanda perché sono andato là, e molte volte poi riprendi e riparti e ritorni in quelle situazioni e sensazioni che ti facevano star male e che però poi sai che ti hanno dato tantissimo e per cui ti hanno reso più forte. E non è un forte che deve servire per schiacciare qualcun altro, è un forte che deve servire a te per non essere schiacciato da qualcosa. Bene, allora rientriamo in questo studio ideale, vi abbiamo parlato di Super G, questa unione che raggruppa tutti i giovani imprenditori e professionisti della marca trevigiana, davvero uno esperimento unico in Italia, o meglio ci sono 2 o 3 casi in altre regioni, e abbiamo la fortuna di avere al nostro microfono il direttore regionale di INPS. Grazie direttore per essere qui, perché oggi questa assemblea dei giovani ha come tema principale la previdenza. Il governo mi pare stia operando in maniera molto determinata e molto corretta. Sostanzialmente per i contributi per le pensioni calcolate dopo il 1° di gennaio di quest'anno il meccanismo è il meccanismo cosiddetto contributivo, in cui sostanzialmente la persona percepisce un assegno proporzionale direttamente a quanto versato, calcolato secondo meccanismi finanziari. Direttore, diciamo, semplificando, si pensava che l'evoluzione, lo sviluppo delle società portassero poi il cittadino a lavorare sempre meno, invece qui sta succedendo il contrario. Oggi l'età a cui si va in pensione in media nel nostro paese è 58,4 anni, che è l'età forse più bassa che abbiamo in Europa. Chiaramente questo determina anche un peso sui conti, perché è chiaro che sappiamo che oggi l'età attesa di vita per le persone è superiore agli 80 anni e di molto per quanto riguarda le donne. Quindi certamente lo sforzo che il governo sta facendo di elevare l'età media di effettiva uscita è uno sforzo ragionevole che trova fondamento nell'esigenza di garantire la sostenibilità dei conti. A differenza del passato però il contributivo consente anche sia di posticipare le uscite ma anche di anticiparle a chi lo ritenesse, accettando una penalizzazione ma sempre calcolata secondo le logiche finanziarie, e quindi da questo punto di vista risulta meno rigido del sistema retributivo, in cui se una persona rinunciava agli ultimi anni di vita a lavorare a tempo pieno oppure aveva un impegno ridotto e quindi un reddito ridotto, risultava penalizzato permanentemente. Ecco, questo col contributivo non accade. Abbiamo sempre più persone che hanno contributi in diverse casse. Ecco, stiamo sperimentando un meccanismo in cui la persona che ha contributi ad esempio all'INPS, all'INPDAP, in una cassa professionale, all'ENPAS, può autonomamente dal proprio sito vedere la propria posizione completa, si chiama estratto conto integrato, in cui ogni cassa risponde dei contributi che dichiara per quel lavoratore. Quando quel lavoratore andrà in pensione, col meccanismo della totalizzazione, avrà una pensione che è pro quota, calcolata e liquidata dalle singole casse, senza la necessità, come avveniva in passato, di ricongiungere i contributi o effettuare altre operazioni, magari anche onerose. Allora, io la ringrazio per questa testimonianza. Grazie direttore, davvero. E noi ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane, e tra poco ci sarà ai nostri microfoni il nuovo presidente giovane del Super G. A tra poco. Taglio del nastro a Vittorio Veneto per il primo ufficio commerciale di Ascotrade. Il gruppo leader in Veneto nella vendita di gas ed energia elettrica prosegue la sua sfida ai grandi competitor del mercato energetico con la costituzione del primo ufficio commerciale esclusivo. Una scelta motivata dall'obiettivo di ampliare la propria clientela a partire da un segmento di mercato esterno al circuito della rete, il territorio comunale di Vittorio Veneto. Ai nostri microfoni il presidente di Ascotrade, Stefano Busolin.
Primo ufficio commerciale Ascotrade in un territorio trevigiano, in un territorio di conquista, per noi significa un fuorirete, è un territorio dove possiamo conquistare 10.000 nuovi clienti tra il domestico e le partite IVA. E sarà il primo di una serie di uffici che apriremo a breve. Soddisfazione da parte del gruppo Ascopiave che attraverso le parole del direttore finanziario Roberto Gumirato saluta il nuovo ufficio di Vittorio Veneto. È sempre stato uno degli obiettivi sui quali volevamo indirizzare lo sviluppo strategico della vendita assieme a Treviso, assieme ad Oderzo e a Montebelluna, gli altri grandi comuni della marca trevigiana che non fanno parte della compagine dell'azionariato di Ascopiave. Per i cittadini un'opportunità in più per il rifornimento di gas, energia elettrica e fotovoltaico, afferma l'assessore comunale Miatto. Vittorio Veneto oggi vive una bella giornata con questa apertura di un ufficio di Ascotrade proprio perché si va in questa direzione, cioè si offre ai cittadini un'opportunità in più per l'approvvigionamento energetico. Un nuovo ufficio dal design giovane e dinamico realizzato in materiale ecocompatibile. Questa è l'immagine con cui Ascotrade si presenta al nuovo mercato di Vittorio. Questo è il messaggio ai residenti da parte del presidente Busolin. Venite con noi, le tariffe sono assolutamente competitive, ma soprattutto essere cliente Ascotrade significa tornare ai comuni di residenza i dividendi che annualmente vengono rilasciati dalla capogruppo, da Ascopiave, a favore dei comuni, i quali potranno reinvestirli nel proprio territorio per opere pubbliche. Questo non accade con tutte le altre compagnie che non sono assolutamente presenti nel territorio trevigiano. Ascotrade, un'azienda vicina al territorio che garantisce un rapporto esclusivo e trasparente con il consumatore. Diffidate pertanto da quelle società che millantano accordi con Ascotrade, ammonisce il presidente Busolin. Ascotrade non ha accordi con nessuna società né locale né nazionale, che i nostri venditori, i nostri account sono formati da Ascotrade e ci presentiamo con il nostro biglietto da visita quando andiamo nelle case, ma soprattutto quando telefoniamo prevalentemente ci presentiamo come azienda con il nome e il cognome. Se ci sono dubbi da parte dei potenziali clienti, io li invito a chiamare il nostro numero verde 800 383800 per denunciare questi tentativi di truffa. Rientriamo in questo studio ideale che vi sta parlando di giovani professionisti, giovani imprenditori ed eccolo, come promesso, il nuovo presidente del Super G, ovvero Davide Feltrin, già presidente dei giovani di ANCE, dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili. Allora, Feltrin, nel suo intervento di saluto anche un po' programmatico, comunque ha accennato anche a una questione di etica, ovvero basta con i privilegi, soprattutto basta con le pensioni fasulle. Senz'altro noi giovani abbiamo subito in questo senso questa ultima riforma, la accettiamo perché è giusto, noi abbiamo voglia di contribuire a questo paese, però è anche giusto che certe pensioni e la riforma si completi con certi controlli. Il Super G invece in questo 2012 si concentrerà, abbiamo sentito, sull'economia sostenibile, sullo sviluppo sostenibile di questo territorio. È un tema che l'assessore Noal già in questo convegno ha messo al tavolo, che è quello del futuro del nostro territorio, della sostenibilità di questo ambiente e della tenere questa green economy. Un bel gruppo di giovani comunque attorno, con tante professionalità, ricordiamolo, i giovani commercianti, i giovani di Confartigianato, di Un'Industria Treviso, di Coldiretti di Treviso, che tra l'altro ha la vicepresidenza nel 2012, ma anche i giovani degli architetti, degli avvocati, dei commercialisti. Abbiamo altre territoriali a livello nazionale che ce lo stanno monitorando e noi siamo anche orgogliosi di averlo così. Siamo 8 categorie e nessun altro gruppo così associativo raggruppano 8 categorie già di giovani. Noi ne siamo fieri perché noi non siamo anche un gruppo, ma siamo soprattutto un gruppo di amici che sa lavorare. Che sa lavorare insieme e questo fa ben sperare per il futuro. Grazie a neopresidente Davide Feltrin, noi ci fermiamo qui, facciamo una brevissima pausa e poi scopriremo quale sarà il tema della seconda parte di Cronache Trevigiane. Tra poco.
Seconda parte di Cronache Trevigiane e parleremo di tradizione, o meglio, parleremo di cucina ritrovata o del libro La cucina ritrovata con Andrea Guolo, che saluto il curatore, e vicino abbiamo Fabiano Barbisan, presidente di Unicarve, che ovviamente oggi nella presentazione è stata una delle anime che hanno giudicato questo libro. Tra poco sentiremo cosa ne pensa. Andrea, da dove cominciamo? Quali sono, diciamo, le caratteristiche di questo libro? Beh, per prima cosa il fatto che è scritto non da critici professionisti, ma è scritto dall'uomo della strada, la gente che va, il cliente del ristorante, quello che va al ristorante, mangia, paga il conto e alla fine ha anche il diritto di dire se gli è piaciuto o meno. Questo è un giacimento di storie, come ad esempio c'è la storia della Malvina, o meglio di Procida, di questo locale. E della fongadina, che è il piatto che abbiamo scelto di Procida, che è uno degli 80 ristoranti e uno degli 80 piatti di cui parliamo qui dentro, ed è il piatto secondo noi identitario della provincia di Treviso, soprattutto per gli ingredienti con cui è fatto, cioè polmone ed esofago di bovino. Beh, questo libro è un bellissimo alleato, no, alla causa anche degli allevatori. Sì, degli allevatori da carne, ma in generale diciamo nella produzione delle carni, nella cucina ritrovata. Qua si parla di cucina, si parla di tradizioni perse, si parla soprattutto di tagli o di parti anatomiche che non vengono più considerate. Di questi tempi dove noi stiamo facendo come Unicarve una vera battaglia, una lotta a livello anche europeo per mantenere la tracciabilità delle carni, ecco, mai come ora c'è la necessità che questo rimanga. Grazie Presidente. Quindi in conclusione come ci lasciamo, Andrea? Ci lasciamo con l'idea di provare tutti questi 80 piatti e di incoraggiare quei ristoratori che vogliono portare avanti i piatti della tradizione. E sarà senz'altro così. Intanto però noi ci fermiamo per un servizio di Cronache Trevigiane e poi andiamo in cucina a sbirciare quello che sta facendo Andrea. Procida, a tra poco. Il 24 maggio 2012 il Giro d'Italia arriverà a Vedelago. Una data importante per il comune della Castellana, reso possibile dal grande lavoro svolto dal Comitato Tappa, che è riuscito a convogliare tutte le energie del territorio. Sentiamo il presidente del comitato, il sindaco di Vedelago, Paolo Quaggiotto. Bisogna dire che la gente sta apprezzando quello che noi stiamo facendo e mi auguro che questo si protragga idealmente fino al 24 maggio, dove lungo il percorso tra il Tivoli, Castelfranco e Vedelago ci sia molta gente. Questa è la nostra speranza e noi stiamo lavorando per questo. Ecco le impressioni di Alessandro Ballan, campione del mondo di ciclismo e castellano doc. Sicuramente è un bel arrivo per velocisti. Anche qui, come ti ho detto prima, non è per le mie caratteristiche, però è a fine giro, la 18ª tappa, quindi la fatica si farà sentire sulle gambe e non è detto che ci sia un attacco nel finale per un piccolo gruppetto oppure totalmente solo arrivare all'arrivo. Mi ricordo quando ero dilettante, qualche gara che ho fatto professionista tipo Giro del Veneto, qui vicino a casa con il pubblico, è qualcosa di più, una motivazione in più per dare il 110%. Ora la parola va a Oscar Gatto, ciclista di Caselle dal Tivoli. È una tappa facile che ci vuole perché comunque viene verso la fine del giro. Sarà sicuramente l'ultima volata. È sempre duro dire volata perché comunque non si sa mai come possa andare a finire una corsa. Da parte mia ci metterò tutto il mio impegno e sicuramente mi butterò in caso di volata, mi butterò sicuramente in mezzo. Il presidente del comitato di tappa Paolo Quaggiotto sottolinea l'importanza dell'evento per tutta l'area della Castellana. È un evento importante perché ecco, se noi pensiamo all'impiego di network, alla visibilità che dà questo evento anche sulle TV nazionali ed internazionali, io credo che l'interesse e la partecipazione sia moltissima. La ricaduta mi auguro che sia molta, in termini di maggiore partecipazione per quanto riguarda le attività ciclistiche, ma soprattutto che questo momento di sport diventi un momento di promozione del territorio. Questo territorio ne ha bisogno e in modo tale che attraverso la visibilità del Giro ci siano molti altri imprenditori che guardino in modo diverso alla nostra realtà territoriale della Castellana.
Ed entriamo in questo studio ideale dedicato a questo libro, La cucina ritrovata, e la ritroviamo, questa cucina, in questi gesti antichi, in questi sapori antichi, con Andrea Procida. Allora, ciao Andrea. Buonasera. Allora, siamo a Spercenigo di San Biagio di Callalta, in quella che è un tempio della cucina tradizionale. Ecco, nella vostra famiglia la moglie veniva messa, diciamo, vicino alla mamma per imparare i piatti della tradizione, per imparare quei piccoli grandi segreti che poi fanno la differenza in un piatto. È così? È così. Le donne qui in cucina hanno sempre fatto il loro compito di innalzamento della tradizione e della cucina e dei piatti tradizionali. In questo libro, La cucina ritrovata, si parla della fongadina, no? Sì, un piatto che appartiene al mondo del V-IV, ovvero delle frattaglie, ovvero? Questo è un piatto molto povero che viene fatto con il polmone, l'esofago e la milza del vitello. Veniva proposto nelle giornate di festa, che era un piatto di oltre che di tradizione, anche di trovarsi fra gli amici e mangiare questo piatto, ma non era un piatto di pranzo o di cena, ma un intermezzo, il classico stuzzichino. Nella tua tradizione però c'è un piatto che appartiene alla tua emozione, al tuo cuore, la trippa. Sì, è vero, la trippa. Qui da noi la trippa è un piatto forte, come il bollito, ma la zuppa di trippa bionda è un piatto che ci ha tramandato i miei genitori, che io lo sto portando avanti, lo sto rivalutando e vedo che viene molto apprezzato. Ecco, viene apprezzato perché si comincia anche a capire, a sfatare dei luoghi comuni, che quello non è grasso, cioè la trippa è un piatto digeribile. Digeribile, sì, è molto magro, però soltanto l'impressione della trippa, della posizione dove si trova dell'animale, automaticamente non viene mangiato. Andrea, se ha qualcosa da dire al cliente, la dice, perché il cliente non ha sempre ragione, specie nei piatti della tradizione. No, non è che non abbia ragione, soltanto che non è una conoscenza della tradizione e dell'identità, della tipicità del locale dove va a mangiare, perché ogni locale ha una sua identità e una sua tipicità, quindi si pensa che saper mangiare oppure girando, non conoscendo le tradizioni, automaticamente si pensa di sapere, ma invece è tutto sbagliato di questi piatti poveri. E io ti ringrazio davvero per questa testimonianza, grazie. Potremmo dire un locale come Procida è davvero un giacimento di sapori tradizionali. Noi ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane e poi delle conclusioni, ancora parlando di cucina ritrovata. Tra poco. Molti decenni fa la valigia, più o meno di cartone, era compagna fidata dei veneti che emigravano in Sud America e soprattutto in Brasile. Lo stesso Brasile è un paese in crescita oggi, tra i più promettenti dell'economia mondiale. Per questo la Regione Veneto sta sviluppando Obiettivo Paese, il Brasile, progetto integrato di promozione turistica, culturale ed economica del sistema veneto nel mercato brasiliano e del Sud America. È lo stesso assessore al turismo, Marino Finozzi, a spiegarne gli obiettivi. Paese straordinario che sta crescendo tantissimo da un punto di vista economico. Lì in alcune zone, soprattutto nella zona sud del Brasile, ci sono popolazioni dove l'80% sono di origine veneta, quindi un rapporto anche di carattere storico, culturale, un rapporto di fratellanza. Queste popolazioni, oggi che hanno la possibilità di avere delle risorse per poter andare a visitare la vecchia Europa, magari andranno a scegliere il Veneto, il luogo dove i loro avi già dal 1880 in poi sono partiti per dare a quel territorio, a quel paese ricchezza e prosperità. Una delegazione veneta ha visitato la Fiera Sudamericana del Turismo per promuovere bellezze e ricchezze del Veneto a livello mondiale, ma altrettanto importante è stato l'incontro tra imprenditori veneti e colleghi brasiliani per sviluppare nuove relazioni commerciali e produttive. Con una quindicina di imprese venete siamo andati a incontrare non solo imprenditori brasiliani, ma anche le rappresentanze del mondo imprenditoriale nello stato del Rio Grande, nello stato del Paraná, nello stato di San Paolo, che sono i 3 stati brasiliani che maggiormente stanno crescendo da un punto di vista economico.
Rientriamo in questo studio ideale dedicato a questo libro, La cucina ritrovata. Siamo ancora da Procida, Spercenigo di San Biagio di Callalta, con altri due ospiti. Bruno Bassetto, macellaio scrittore che saluto, e il presidente di provincia di Treviso, Leonardo Muraro. Questa cucina è da ritrovare, ma dove si è nascosta, Bruno? Si è nascosta appunto perché i tempi sono cambiati, i gusti, i palati, vi dicendo, la nouvelle cuisine. Però, signori miei, la cucina tradizionale non morirà mai. Non morirà mai, però immaginiamo 100 tuoi clienti. Quanti oggi acquistano, chiedono il quinto quarto, ovvero le frattaglie? Purtroppo pochi, perché sono schizzignosi e nel ristorante se trovano il vitello alla Orsini, lo mangiano, lo pagano benissimo. Però se gli dici che era la fongadina come stiamo degustando questa sera, non viene acquistata. Il bovino non è fatto di solo filetto, è così, no? Sì, certamente, perché il mio libro si chiama appunto Frattagli e Frattagli, per cui parlo del quarto anteriore di tutte le frattaglie, quei tagli dimenticati che sarebbe bene valorizzarli, anche perché dico sempre che l'animale è fatto dalle corna alla coda. Presidente, l'ho lasciata ascoltare questi argomenti perché provincia di Treviso da anni investe nella cultura enogastronomica. Sicuramente è una politica partita da diversi anni che ha voluto valorizzare il territorio attraverso prodotti di qualità, reclamizzare per cui queste che sono le nostre specialità. Dall'altra parte però abbiamo trovato un humus molto favorevole e soprattutto preparato. Ricordiamo, Presidente, che lei poc'anzi diceva che il PIL trevigiano insomma, ha una grandissima percentuale che viene dall'agroalimentare. Se consideriamo che grosso modo sono 26 miliardi di euro il PIL della provincia di Treviso, capite qual è l'indotto economico di questo settore, che è frutto di tante attività, però di attività importanti e responsabili. Io la ringrazio davvero anche per questa testimonianza. Grazie al Presidente Muraro, grazie ovviamente a Bruno Bassetto. Abbiamo capito da questa puntata, da questa seconda parte di Cronache Trevigiane, che si può mangiare meglio spendendo meno. Cronache Trevigiane torna la prossima settimana, stesso orario, stessa televisione. Alla prossima. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.